1° maggio, festa del lavoro. Oggi mi fa prima un video per Saint Joseph Lavrador, ma qui fem la commemoration, se fa per dire, di 7 anni dei principi dell'Expo. L'Expo che fece sì che venisse realizzato il tratto che si vede, di cui si vede un pezzo di qua, della Romonza, ed è esattamente quello che coincide con la Milano Meda. Sto coprendo le immagini perché non voglio che compaiano le targhe delle auto che passano, così nessuno ha violato la propria privacy. È una commemorazione ironica, anzi sarcastica, l'ho già fatta l'anno scorso, perché ricordo che mentre il CIRM, Comitato Cittadini Interramento Romonza, si batté per tanto tempo, e lo sta facendo ancora adesso per le mitigazioni ambientali, si batté per l'interramento, questo non venne accettato, anche perché si disse che questo tratto andava completato per l'inizio dell'Expo. Non si capisce l'Expo di quale città e di quale anno, evidentemente, perché Milano 2015 appunto aprì 7 anni fa. Io non ci misi piede, ma al di là di quello, questo è il regalo per Paderno Dugnano. Commemorazione, ripeto, amara, ironica, se volete sarcastica. L'anno passato recita la poesia del Bus del Tunnel con le immagini del presidio che c'era quel giorno là, e qui adesso non ripeto la poesia, ma dico buon 1° maggio, ricordando appunto questo, chiamiamolo così, anniversario. Poi se vedete anche il video di San Giuseppe Lavoratore, diciamo che con quello si completa, anzi completeremo anche con altri interventi questa giornata. Buona festa del lavoro e dei lavoratori a tutti, ciao!